In questi giorni la scuola è al centro del dibattito nazionale, questa firma che cosa significa? Ma la firma è diciamo così, un'approvazione di una serie di proposte che vengono dalla rete degli studenti, sia degli studenti medi sia degli studenti universitari, che sono direi assolutamente allineati con quelli che sono gli obiettivi della proposta che noi stiamo facendo per il Veneto. A me fa particolarmente piacere che i ragazzi facciano sentire la propria voce e esprimano delle richieste concrete nella direzione dell'innovazione, della sostenibilità e dell'attenzione alle giovani generazioni. Io credo che non abbiamo futuro se non riusciamo a creare delle prospettive interessanti per i ragazzi più giovani, perché restino nel nostro territorio e perché si sentano a casa nel Veneto. Che cosa fare perché questa scuola riesca a riaprire e a funzionare? Il tema della scuola in questo momento è particolarmente delicato. Io penso che sia importante che i ragazzi tornino a scuola regolarmente, perché c'è una dimensione dell'apprendimento, ma c'è anche una dimensione sociale della relazione che non dobbiamo tralasciare. Per cui, prendendo tutte le cautele e soprattutto raccomandando ai ragazzi comportamenti prudenti, io penso che la scuola debba riaprire, sollevando i dirigenti scolastici da responsabilità che non devono avere dal punto di vista della salute, per cui ecco, rafforzarli con delle presenze di medici nei plessi scolastici credo possa essere un aiuto da dare con dei costi modesti, ma con la tranquillità di sapere che si fa tutto il possibile per tenere sotto controllo i possibili contagi. Che cosa le chiedono questi ragazzi? Ma i ragazzi hanno una serie di punti che poi penso illustreranno loro perché sono richieste loro. Ma è l'attenzione ai servizi, è l'attenzione a costruire qualcosa che rimanga nel tempo. Sul tema dei trasporti le richieste sono giuste, sul tema dell'attenzione agli studenti universitari che sono una componente importante delle principali città del Veneto, io credo che facciano delle richieste assolutamente legittime, anzi io li incoraggio a farsi sentire di più perché se non si chiede con forza è difficile ottenere, però ecco, cito una cosa su tutte, il biglietto unico sul trasporto regionale che faciliterebbe la vita di molti di loro ma di tutti noi, è un qualcosa che io mi chiedo perché non sia stato fatto finora, perché ha dei costi contenuti e dei benefici che sono grandissimi per tutta la comunità.